E musica a Napoli il martedì al Trianon nella rassegna organizzata dal Teatro della Canzone Napoletana di Piazza Calenda. Il primo appuntamento vede ospite il cantante Mario Maglione e noi siamo stati in teatro a fare interviste ed immagini. Mario Maglione, parliamo del concerto di questa sera al Teatro Trianon. Allora, niente di particolare, è una bella passeggiata, come se uno a un certo punto ogni tanto ha bisogno, tra il traffico e tra tante cose, ha bisogno di farsi una passeggiata a Via Caracciolo. Che cosa succede a Via Caracciolo? Niente, ti così respiri un po' di ossigeno, vedi questa bella città, è la stessa cosa per me. Io continuo a cantare i classici e non mi fermerò mai e non presento niente di nuovo, di particolare, presento quello che è la tradizione. Mario Maglione è anche diventato il testimonial attuale della tradizione napoletana. Questo è una cosa che ti dà un certo onere di essere poi il testimonial anche nel mondo della canzone napoletana. Senza dubbio, io sono più tranquillo perché non sono da solo, siamo in diversi, però chiaramente è un'opera difficilissima e non tanto semplice, però insomma piano piano noi cerchiamo di portarla avanti a un certo livello. Qualche altro progetto che hai in cantiere per il prossimo futuro? Ma il prossimo vorrei fare un nuovo disco, ne ho fatti diversi, tutti con così un'etichetta prettamente classica, sempre con le chitarre, qualcuno ogni tanto sono divertito con l'orchestra, ma il mio sogno è fare un bel disco di classici degli anni 50, c'è tutta una storia di canzoni straordinarie degli anni 50, fare una maniera molto soft jazzata, molto contrabbasso, pianoforte, insomma, io ascolto questo dalla mattina alla sera, allora mi piacerebbe molto accostarla. Senti, saranno sempre proposizioni di classici napoletani o anche qualche canzone originale? Ma io ti dirò, io ho un po' paura di fare gli originali, anche se io ne ho scritte diverse, però piano piano ogni tanto le faccio ascoltare qualcuna e man mano vorrei andare avanti a incominciare anche a prendere una strada mia, anche se ho un'età, ma come diceva, io ho un esempio bellissimo, Roberto Murla, a 80 anni ha ricominciato, si può dire, da capo. Mayday, mayday, I've been shoot, mayday.